Per quello che riguarda la logistica e l'appuntamento che vorrei dare al 2026, quindi ai Giochi Olimpici, periodo in cui questa regione sarà sotto i riflettori e quindi diciamo, all'attenzione del mondo, è quello di riuscire a portare la logistica in questa regione ad un livello di sostenibilità, sviluppando politiche di digitalizzazione, di ottimizzazione, in modo tale da creare una logistica collaborativa e portare la logistica di questo territorio a servizio delle imprese e dell'export, che è il fiore all'occhiello del nostro Made in Italy. Allora, noi siamo qua oggi per proporre di strutturare un piano strategico sulla logistica in Veneto. Perché? Perché la logistica è un asset strategico per l'industria e per cui, per rendere più competitiva l'economia e l'industria veneta in un mercato sempre più globale, è importante che la logistica sia sempre più forte e più strategica anche nella visione di quello che è una politica regionale. Ho fortemente voluto portare qui l'associazione FIAP perché spiegasse il piano dei trasporti e della logistica del Veneto. Ci hanno portato dei numeri importanti e interessanti per capire quello che è il settore logistico, che è un settore di supporto a quelle che sono le aziende piccole e medie imprese che sono presenti nel Veneto. È stato importante averli qui, è stato importante capire quali sono tutti gli aspetti che compongono la logistica in Veneto ma anche in Italia. È stato presente anche un funzionario del Ministero dei Trasporti che ci ha dato ulteriori input per poter riuscire a ritrovarci in un tavolo, che è il piano che noi abbiamo adottato nel 2019, approvato nel 2020 in Consiglio regionale, che mira a portare il Veneto ad essere un'eccellenza anche in questo.